Noi abbiamo una piega che si chiama peccato originale. Qui dentro c'è qualcuno che è esperto di peccato originale, non vi dico chi è, se no dopo andate a sillarlo di domande. Perché dico questo? Perché il tema della castità e del digiuno è un tema battutissimo nella spiritualità cristiana. E perché ritornare ancora a parlare di digiuno? Beh, abbiamo iniziato la Quaresima, sicuramente siamo stati accompagnati ad entrare dentro la verità del digiuno, cioè la consistenza del digiuno. Perché riparlare? Perché noi abbiamo una piega, appunto, questa piega si chiama peccato originale. Faccio due esempi banali, banalissimi. Eh, Voi sapete che a volte prevale l'estetica sull'utilità. Alcune cose belle sono poco funzionali. Chi ha redatto i lezionari, penso nel 2008 circa, i nuovi lezionari, dove si legge la parola di Dio, ha inserito delle tavole colorate, dei disegni, insomma, cartonate rigorosamente, ma probabilmente non ha mai aperto il libro, perché capita che quando sei in prossimità, a parte che magari hanno messo questa immagine tra la lettura e il Vangelo, no? E cosa capita? Quando è aperto, tu vuoi tenere il segno, cosa succede? Che le pagine tornano dietro perché il cartone pesa di più e devi tenere una mano per bloccare. Oppure quando hai un libro molto voluminoso e stai sfogliando, devi tenere una mano e altrimenti le pagine tornano indietro. Si chiama, questa è un'immagine della ferita del peccato originale, cioè noi ci mettiamo i buoni propositi, ma poi ritorniamo indietro, c'è come una strana attrazione, una piega che ci fa ricadere. Penso che abbiate fatto anche voi l'esperienza concreta. Adesso, quando prendi una piega, è difficile ritornare di colpo a qualcosa di diverso. Se Don Augusto ci avesse chiesto di balzare in piedi dopo essere stati inginocchiati per il rosario, fare un salto e metterci a correre, penso che saremmo caduti come dei pennocchi, quasi tutti, forse i più giovani magari sarebbero tenuti in piedi. Io, ecco, il mio indice di scorrimento, ecco, della mia età anagrafica è sulla reazione post-inginocchiamento, perché avevo dei tempi di recupero più veloci, adesso in qualche modo, ecco, prendo una postura per la quale ci vuole qualche secondo di assestamento. Ecco. È una piega, prendo una piega, è un'abitudine, e quindi va domata in qualche modo, va rieducata, non si può improvvisare. Ecco il senso del digiuno e della castità. Sono delle modalità rieducative. Cosa vuol dire? Che ci riportano a qualcosa di autentico, di buono, no? Altro esempio, oggi ho visto a messa, da un po' che li vedo, padre e figlio, probabilmente per una strana comunione, il padre ha avuto un intervento al piede e quindi per un bel periodo ha avuto le stampelle, il figlio, proprio per una solidarietà, ha voluto rompersi il piede, quindi anche lui, e vedevi padre e figlio che sono venuti a fare la comunione con le stampelle. E lì sappiamo che c'è una riabilitazione molto lunga, soprattutto quando ci sono interventi particolari. Ecco, il peccato originale in qualche modo ci fa prendere una piega che richiede una riabilitazione. Allora vedete, il digiuno e la castità sono una sorta di riabilitazione. Usiamo questa immagine, cioè ci riabilitano a qualcosa per il quale siamo fatti, ma noi ci abituiamo a vivere in maniera diversa, capite? È come se camminassimo sempre con le stampelle, perché la gola nel caso del digiuno ha in senso lato, oppure la lussuria nel caso della castità, anche qui in senso lato, è un camminare con le stampelle. Noi pensiamo che sia il meglio della vita, ma in realtà siamo dei zoppicatori seriali. Allora, un monaco del deserto diceva che l'astinenza tiene a freno il ventre, è museruola della golosità, è il luogo dove si domano i pensieri, ma diceva è sguardo vigile. E qui ha colto l'essenza della castità e del digiuno. Questa rieducazione è in funzione di una vigilanza dello sguardo. Non è una rinuncia
fine a se stessa, ma è per avere uno sguardo vigile, essere in allerta, accorti, attenti, non perdersi niente, essere attivi a captare. Che cosa? Beh, speriamo di vederlo adesso. Allora, vedete, il vorace fondamentalmente è quello che non ha freno, non ha governo. Mi ricordo una volta in maniera baldanzosa ho fatto il cavalcavia, quello di Catene, che va a Chirignano, ai tempi della mia giovinezza, in bicicletta, e ho preso una bella rincorsa per andare giù, no? Poi ho fatto una frenata perché c'era un ostacolo, un'altra bici era più lenta, insomma si è tranciato il filo del freno, dell'unico freno che funzionava. Poi ho capito perché ci sono due freni, e se ne si rompe uno, l'altro, io tranquillamente, vabbè, ecco lì ho visto il terrore perché veramente non avevo modo di fermarmi. Ecco. Cioè, il nostro mondo ci abitua alla velocità, no? Tutto funziona perché è prestante, ma non parla mai di freno e di moderazione. I freni sono la parte più importante di un veicolo, cioè una delle parti più importanti, perché senza il freno vai alla distruzione, ti distruggi appunto. Allora, che cos'è il digiuno? È una forma appunto di dominio, di governo, di possesso di se stessi. Il digiuno non è una frustrazione, non è una negazione, lo è ma in funzione di un'affermazione, ecco il punto, cioè di uno sguardo vigile, di una riabilitazione, di una rieducazione. Per esempio, quando il tentatore pungola Gesù perché ha fame nei 40 giorni del deserto, Gesù non è che dice no, io non mangio, io faccio digiuno, ricordate che dice, di che queste pietre diventino pane, no? Aveva una fame che si sarebbe mangiato di una pietra. E difatti quel sadico va appunto a dire queste cose. Lui dice, no, no, non è che io faccio digiuno. In quel momento lì aveva bisogno di mangiare Gesù, come noi abbiamo bisogno di mangiare. Allora sarebbe veramente da stolti castigare un bisogno. La questione è andare a un bisogno più profondo, più vitale, non sacrificare, appunto, mortificare un bisogno. Infatti Gesù dice, sta scritto non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Cioè Gesù rimanda a una qualità di fame, di cibo, più elevata. Cioè, per la serie, quello che tu mi stai proponendo è troppo poco, non mi accontento. Perché il digiuno e la castità hanno a che fare con qualcosa che sicuramente tocca i sensi e quindi accontenta, soddisfa. Ma la questione è che se noi siamo schiavi, non siamo liberi nei confronti di questi bisogni e ci concentriamo su quelli, rischiamo di non andare a un livello più profondo, cioè di un nutrimento che è capace di saziare davvero il nostro cuore. Ricordate quando Gesù parla con la Samaritana, no? Lei appena intuisce che Gesù ha un'acqua che è diversa dall'acqua che stava prendendo, basta, molla l'acqua e corre ad annunciare. Non interessa più quell'acqua. Interessante perché poi i discepoli ritornano perché erano andati a prendere il cibo, no? E lo pregavano, Rabbì mangia, ma egli rispose, io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. I discepoli si domandavano l'un l'altro, qualcuno gli ha forse portato da mangiare. Vedete l'incapacità dei discepoli di andare oltre? Però sono legati a un tipo di cibo materiale, terreno, necessario peraltro. Ma Gesù cercava di portarli più in profondità e non ce la fanno. Tant'è vero che ragionano sempre a quel livello là. Forse qualcuno gli ha portato da mangiare perché lui non ha fame. Deve aver avuto una pazienza Gesù infinita, questi discepoli, perché proprio li accompagnava, forse con dei respiri profondi,
a fare dei piccoli salti di qualità e disse loro il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato a compiere la sua opera. Certo che ho fame, certo che ho bisogno di mangiare, non bisogno vitale, ma c'è un cibo più profondo, cioè che porta più nel profondo, ecco. Bene, allora si tratta quindi di mangiare meglio. Perché noi dobbiamo smettere di peccare? Non perché non si fa, sarebbe moralismo, ma perché il peccato ci impedisce di ascoltare una parola capace di saziare il nostro cuore. Cioè la questione è che c'è una parola alla quale siamo chiamati. Gesù appunto dice: l'uomo vive di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Il digiuno, la castità, eccetera, fanno parte della spiritualità cristiana. Perché? Perché c'è una parola che esce dalla bocca di Dio e che deve entrare nel nostro cuore. E c'è qualcosa che si frappone. C'è qualcosa che blocca, che ostacola. Come, scusate, l'esempio è becero, me lo perdonerete veramente perché non c'è, l'accostamento è proprio indegno, indecoroso, però mi viene in mente che ho acceso l'aspirapolvere convinto di spazzare, mi sono dedicato anche, no, bene, poi arrivo dove c'erano delle cose per terra visibili e vedo come tira su. Caspita, allora solo allora ho realizzato che forse c'era il filtro completamente intasato, non aspirava più niente. Peccato che avevo perso 10 minuti andando in giro. No? Me ne sono accorto solo quando. Vedete, il nostro cuore a volte è talmente intasato di cose che bloccano il filtro del nostro cuore, cioè che non tira su più niente. È questa la questione. Cioè la posta in gioco è riuscire a tirare dentro il nostro cuore, una parola per la quale noi possiamo vivere. Non c'entra niente una pratica di virtù, capite? Allora, il fatto è che se io combatto le tentazioni della gola, ma capito, dobbiamo intenderlo in senso lato, perché sono tante questioni legate all'ingordigia, ingordigia di consenso, ingordigia che tutto mi vada bene, ingordigia che tutto funzioni, ingordigia di avere stima, ingordigia, eccetera, eccetera, eccetera. Di stima, di affetto, quello che volete. Ecco, se non combatto contro queste tentazioni della gola, non riesco a creare quello spazio necessario per il rapporto con Dio. Perché il Padre può finalmente toccare il mio cuore e io posso iniziare a capire che cosa mi sta dicendo se non sono instupidito dalle tante intossicazioni. È come quando assumiamo qualcosa che ha un gusto forte, le nostre papille olfattive vanno in tilt quasi, no? E quindi per un po' non riusciamo più a degustare. Ricordate nel periodo triste del Covid, no? Forse qualcuno di voi aveva perso cioè non c'era più, non si sentivano più i gusti. Mi ricordo che uno è andato completamente in crisi perché non sentiva più il gusto. E ne aveva fatto una malattia, questa roba qua, no? Cioè, una guarda che ritorna pian piano, eccetera. Cioè, vivere senza gustare più niente, questa è la questione di uno che non sa digiunare e non sa vivere la castità, che è per tutti la castità. Poi vedremo nello specifico che cos'è, almeno tentiamo di condividere qualcosa. Cioè, uno è talmente intossicato, intorpidito, rimbambito, che non riesce più a gustare, non riesce più a cogliere il valore.
ma anche nelle relazioni. Uno si perde il rapporto con i figli, uno si perde il rapporto con i genitori, uno si perde il rapporto con la sua comunità, con le persone che incontra. Quante persone perdono delle occasioni d'oro che magari noi vediamo e vorremmo convincere quella persona, accorgiti, ma non può farlo perché è stordito, intasato, perché non sa fare digiuno. Allora vedete, è un punto di partenza educativo fondamentale e se viene una persona magari carica di problemi, in uno stato di confusione, una prima cosa da suggerire è quella, cerca di fare digiuno su qualcosa. Da lì si parte. Non te che vai a dire, ma no, ma il Signore forse ti chiede, ma cosa vuoi che gliene freghi? Ma magari gli può anche interessare intellettivamente, ma non gli arriva nel cuore, neanche se vuoi. Qualcuno diceva che il dono del consiglio, proprio per entrare dentro il consiglio, che è un dono di Dio, bisogna imparare, per esempio, a staccarsi da qualcosa, a fare un'elemosina. Se io sono nel dubbio e non so in questo momento cosa scegliere, ecco, devo dare via qualcosa che mi è caro, adesso, non magari qualche bene così, però qualcosa che insomma non proprio quella roba che volevo liberarmi e mandarla al mercatino, di solidarietà, no, ma qualcosa che magari ci tengo. Perché quando riesci a staccare da qualcosa, inneschi un meccanismo di disponibilità a valorizzare. Questa viene dalla sapienza, della spiritualità cristiana, capite? Allora il digiuno è una questione di sobrietà, perché riesco a connettermi con il mio cuore, a proposito di wifi, monastero wifi, è una questione di connessione, e intendo quella parola che il Padre sta mettendo nel mio cuore. Ecco il discernimento, non è una questione di valutazione psichica o affettiva, ma è una questione di integralità psicoaffettiva e spirituale, perché la spiritualità connette la psicoemotività, potremmo dire così. È la spiritualità che fonde insieme queste due dimensioni. Allora, se io faccio digiuno, le persone che mi circondano iniziano a essere più riconoscibili, perché mi smarco dalla mia fame, dal mio bisogno, dalla mia esigenza. Sono persone che sono totalmente insensibili. Proprio mi è capitato che magari dicevo delle cose un po' delicate, come parlassi con quel cavalletto lì. Mi avrebbe dato più soddisfazione quel cavalletto lì. Perché sono talmente concentrate probabilmente a saziare i loro bisogni. Insomma, stiamo parlando di qualcosa che ci aiuta a non perdere la vita, vedete? E qui c'è anche una questione interessante, quando danno a Gesù quella bevanda, no? Di un composto aceto mescolato con fiele, qualcuno dice che in realtà era una sorta di narcotico, che era come un ultimissimo atto di pietà che veniva dato a chi aveva un supplizio tremendo, una sofferenza inimmaginabile come quella della crocifissione. Ecco, e Gesù lo rifiuta per mantenere quell'ultima lucidità, e qualche esegeta dice che se fosse stato intontito non avrebbe pronunciato le parole più belle che Gesù ha detto. Tra le più belle, no? Le ultime parole di Gesù. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. In verità io ti dico oggi sarai con me in paradiso. Donna, ecco tuo figlio, ecco tua madre. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Parole più belle dette nel momento proprio nell'apice anche del dolore di Gesù. Allora, non si può, a volte noi diciamo, facciamo fatica a pregare, ma parlo per esperienza, non sto parlando di un amico, sto parlando di me, faccio fatica a pregare perché digiuno poco a volte, ma anche del tempo. Bisogna tagliare qualcosa perché entri la grazia di Dio, altrimenti non entra, perché il nostro ego tendenzialmente
si espande, va a coprire tutto. Come si chiama quel robo espanso che si mette dentro, dove ci sono dei fori e nei muri, quella schiuma lì, che si gonfia e va a coprire tutto. Il nostro io è così, ipertrofico, dicono i psicologi, non so se... Il digiuno è necessario per amare, punto a capo. Okay? Mi avvio verso l'atterraggio, ecco, per digiunare un po' di parole. La castità, siamo sullo stesso ordine di cose, c'è il tema della lussuria perché il nostro corpo non può essere scisso dalla nostra interiorità, i nostri atti che facciamo col corpo sono un tutt'uno, cioè è una mentalità veramente sfasata pensare che quello che faccio con il corpo non intacchi la mia anima. Una balla mai vista. E allora che cos'è? La lussuria è concentrarsi su un aspetto, un dettaglio, per esempio la dimensione sessuale, estetica, scivolando sulla superficie. Ecco la lussuria, qualcosa che è lussato, cioè è fuori dalla sua sede, scivola via, cioè impedisce di entrare nella profondità di una relazione. Il lussurioso non riesce ad avere relazioni vere, perché si concentra a livello di epidermine, è per statuto un superficiale, cioè una persona senza profondità, appunto un epidermico. E la lussuria implica che io non sono dove sei tu, cioè il lussurioso non riesce mai a creare un punto di dialogo. A volte alcuni rapporti matrimoniali saltano proprio perché c'è lussuria. E non pensiamo a cose scabrose, C'è questo rapporto epidermico che si concentra su degli aspetti, tendenzialmente di appagamento. E come si arriva a questa schiavitù degli appetiti? Sfuggendo una frustrazione. Cioè una frustrazione nel senso che una ferita, un dolore, e io aumento una dose di piacere, ma se non vado in profondità del mio dolore, è un meccanismo che degenera. Ecco le dipendenze, nascono da qui. Cioè ho una frustrazione, un dolore, le colmo con un piacere, non basta, lo sappiamo molto bene, si aumenta la dose, eccetera, basta, e si perde. Non dimentichiamo quella piega che abbiamo del peccato originale, per quello la castità deve sempre domare, perché altrimenti noi scivoliamo, il lussurioso è uno che scivola. Allora c'è questo appetito, potremmo dire così, tragico dell'io che poi è superbia, quindi il lussurioso è un superbo, è un'idea vorace. L'amore, lo sappiamo, richiede il decentrarsi da sé, richiede aprirsi alla gioia, riceverla. La persona casta è una persona che sa banalmente, ma straordinariamente sa ricevere. La persona casta non è la persona che mortifica se stessa. A volte è necessaria, anzi è doverosa, la mortificazione. Ma se uno rimane a quel livello lì e non si apre una relazione, non è casto. Se uno non è capace di amare, di accogliere il bisogno dell'altro, di farsi carico del dolore dell'altro, non è casto, anche se è integro sotto un certo aspetto, viva Dio. La castità è quella capacità, per grazia di Dio, di entrare nella profondità, cioè di rinunciare al proprio bene per il bene dell'altro. Allora la castità è vitale per un matrimonio, la castità è vitale per una vita consacrata, la castità è vitale anche per un'amicizia. Perché la castità, cioè il dominio, il governo anche della propria sensualità, è quella disponibilità a non essere io il centro e il mio bisogno, altrimenti non mi accorgerò mai del bisogno dell'altro.
La castità significa ammaestrare, mettere ordine, appunto. E davvero arrivo a chiudere. Sentivo l'altro giorno, vabbè, il patriarca diceva, parlavano di alcune opere d'arte contemporanee, insomma, c'era questo tema qua, venuto fuori un discorso, diceva, insomma, manifestava qualche così perplessità, peraltro condivisa, non in generale, era qualcosa di specifico. Cioè, io ho questo criterio, se una cosa riesco a farla anch'io senza problema, non è un'opera d'arte, ecco, mi pare possa essere un criterio. Cioè, adesso non voglio... comunque, gli artisti che ci hanno appassionato, sono gli artisti del Rinascimento, no? I grandi pittori, erano anzitutto degli artigiani, cioè sapevano domare la materia, sapevano scolpire la pietra, conoscevano il lavoro duro delle mani. Non era una questione, non era un'arte intellettuale, ma nasceva proprio da un contatto forte con la materia che ti rovinava le mani. L'arte nasce da un contatto cruento a volte con la realtà. Vedete, la bellezza che noi possiamo dare richiede questa capacità di scolpire, a volte dando dei colpi forti, quella pietra che rischiamo di essere noi. Non è una questione di convincimento. Posso gestirmi. No, ma so in che situazione vado, ho il controllo. Quando uno dice così, è certo che perde il controllo, perché uno deve essere cosciente della durezza di quella materia della quale è fatto. E a volte bisogna proprio vergare con la forza. Ecco la castità. La questione qual è? Porre dei limiti è un processo necessario per l'identificazione di sé. A un bambino, se non ha dei limiti, non saprà mai chi è. A un adolescente, se il genitore, a volte piangendo, con l'ansia, ma deve tenere duro a dare dei limiti perché il processo di identificazione passa attraverso il dare dei limiti. La castità è dare dei limiti. Io non oltrepasso una certa soglia perché attraverso quella rinuncia scopro chi sei. Ti do la possibilità di esprimerti e io scopro chi sono. Mentre oggi, senza limiti, no, si inneggia, senza regole, posso fare quello che mi passa per la testa e non solo per la testa, ben inteso, è il modo migliore per perdere noi stessi. Entriamo in crisi di identità, la castità è necessaria per l'identificazione, per sapere chi siamo, perché i confini segnano la verità della nostra vita. Ma tutto questo è possibile per grazia di Dio, perché è Lui che ha vinto il peccato del mondo. È Lui che con la grazia sacramentale ha vinto il peccato originale. E se portiamo ancora questa ferita che ci porta a piegarci, ecco, noi siamo qui davanti all'Eucaristia. Perché è da qui che si parte. Tutti i discorsi fatti, questo tentativo di condivisione, sarebbe aria fritta se non partissimo da qui. Ecco, allora il tempo di silenzio che abbiamo è proprio per chiedere questa grazia.